libro è importante innanzitutto sotto il profilo storico, perché ci racconta di Venezia e ci racconta delle sue feste, ma secondo me anche perché ci fa riflettere, o perlomeno a me ha fatto riflettere, non so se impropriamente, poi ce lo dirà l'autrice e gli illustri relatori oggi presenti, sull'evoluzione della nostra società. Correttamente l'autrice indica le caratteristiche che deve avere una festa: il carattere sacrale, cioè la formalizzazione di un rito, il carattere pubblico, il carattere ludico, perché poi alla fine si mangiava insieme, il carattere collettivo. Io mi sono chiesta, ma quali sono oggi i riti collettivi? Quali sono i riti di questo tipo nella nostra società? Tranne le feste religiose, e forse anche poche, e forse più al sud che al nord, io di riti collettivi ne vedo pochi. Le grandi aggregazioni sono alla fine i grandi concerti, sono alcuni eventi sportivi, sono i rave che organizzano i ragazzi, ma a ben vedere tutti questi eventi hanno alcune delle caratteristiche della festa, quelle che appunto ho elencato prima, ma non tutte le caratteristiche, e non possono essere delle feste, per non parlare poi delle feste di importazione come Halloween, che sono feste che tali non sono perché non rientrano nella nostra tradizione. Forse rientreranno nella tradizione dei figli dei nostri figli, perché poi anche questa forse diventerà una tradizione. Giustamente si scrive nel libro: quando la festa perde le sue motivazioni intrinseche, si riduce a folklore o consuetudine ed è soppiantata dal consumismo. E così accade. Tra l'altro, noi viviamo in un mondo in cui far festa sarebbe molto facile, perché viviamo in un mondo iperconnesso grazie ai social. Però purtroppo si tratta di connessioni virtuali e non di connessioni reali. In realtà sono un insieme di solitudini connesse, i cui effetti, secondo me, capiremo solo fra qualche anno. Così come percepiremo solo fra qualche anno la mancanza di riti collettivi, quali le feste, che hanno una grande valenza sociale. E non è la valenza sociale degli antichi romani, panem et circense, o le feste che servivano a allentare le tensioni tra le classi sociali. La nostra realtà è totalmente diversa. Però c'è un senso profondo nei riti collettivi, dei quali le feste sono una delle declinazioni, e che è un senso profondo che è trasversale nella storia. Stare insieme nel nome di qualcosa e condividere insieme qualcosa. Questo senso profondo, secondo me, è del passato, ma è anche del presente. E credo che non coltivando riti collettivi noi perdiamo delle occasioni di crescita individuale e sociale, e credo che sia il caso di rifletterci. Grazie, buon incontro. Giuseppe, prendi mano se vuoi. Sì. Allora, parliamo di questo libro. Un avviso a modo apertura: non lasciamoci ingannare dal titolo, che è riduttivo. L'assunto di una rievocazione delle feste, infatti, non esaurisce il contenuto, tantomeno le finalità del libro, perché, intendiamoci, le feste sono presenti e come, ma costituiscono solo il filo rosso di una narrazione più vasta, quella della storia di Venezia. Non a caso, infatti, il sottotitolo parla di guida alla venezianità. Quindi, in effetti, il libro e il titolo non esaurisce la gamma, lo spazio del contenuto, che
è in realtà una sorta di storia di Venezia, da un'angolazione, se vogliamo, particolare, però la prima parte, il primo dei 3 capitoli, è tutto dedicato alla storia di Venezia e non alle feste. Le feste arrivano in un secondo momento. Venezianità dunque, non una storia di Venezia che si unisca a tante altre strutturate cronologicamente. L'obiettivo della Agostini, infatti, è di restituirci il quadro di una civiltà urbana, perciò venezianità. Una civiltà urbana colta nei suoi aspetti soprattutto sociali, non politici. Ho detto civiltà urbana perché non a caso il libro ignora ciò che non riguarda direttamente la città. Lo Stato, sia da terra che da mar, è del tutto assente. Protagonista è Venezia nella sua insularità. Quindi è un libro che è incentrato, fondato, poggiante soltanto su di noi, sulla nostra Venezia. Lo Stato da terra che negli ultimi 30 anni ha riempito, ha assorbito le fatiche e le ricerche d'archivio degli storici di professione, lo Stato da terra qui non c'è proprio, non si vede. E non c'è anche lo Stato da mare, quindi dall'Istria fino alla Dalmazia e giù, questo filo rosso che ci porta alle Petaneso, alle isole Ionie e nei tempi d'oro fino a Creta e nei tempi splendidi addirittura fino a Cipro. Ecco, Cipro, guardate che è di fronte ai terminal siriaci delle spezie, quindi scusate la parentesi, sapete meglio di me queste cose. Venezia nella sponda italiana non conquista porti, se non quelli pugliesi per breve tempo nel Cinquecento, ma Venezia si impegna nel fronte opposto, quello dalmata. Perché? Perché la costa è frastagliata, ricca di isole e quindi di porti, di insenature che rendono agevole la navigazione e il riconoscimento del luogo dove si è. E allora ecco che Venezia ha realizzato per i suoi mercanti, che sono poi il nervo dello Stato, una sorta di filo rosso che dal Lido fino all'Istria e dopo giù la Dalmazia fino a Cipro, porta per mano i suoi mercanti dal porto fino agli empori delle spezie, gli empori siriaci delle spezie. Dopodiché lì iniziamo un altro discorso. Scusate la digressione. La suddivisione del libro in molti, anzi moltissimi paragrafetti, accompagnati da illustrazioni seicentesche del Franco, è l'autore, ne rende piacevole la lettura. E questo è uno dei suoi pregi. Si inizia a leggere e non si vuole smettere. Succede un po' come quando si mangia le ciliegie, una tirassatra, no? Ecco, è così leggendo questo libro non si vorrebbe smettere, perché è accattivante, perché è simpatico, perché non fa mai, pur facendo punto, il discorso fa capire che prosegue, e le prosegue in modo così piacevole e suggestivo che ne viene voglia di continuare, appunto. Allora, veniamo al libro, alla sua struttura, voglio dire. Esso è articolato in 3 capitoli. Venezia tra mito e storia. Accennavo prima al fatto che è Venezia che esaurisce la prima parte, sono le prime 56 pagine. Poi Stato, religione e feste, e qui c'è la parte più ampia, e c'è spazio anche per la Madonna della Salute, 3 feste, quindi veniamo ad oggi. E poi giochi, divertimenti e spettacoli. Quindi 3 sono Venezia, tra mito e storia, Stato, religione e feste, giochi, divertimenti e spettacoli. Infine, una nota bibliografica opportunamente suddivisa per argomenti. Il primo capitolo, dunque, è dedicato alla storia di Venezia. Si parte dall'ambiente, nella sua formazione nel corso dell'ultima glaciazione, circa 6.000 anni fa, ma il primo personaggio storico che compare è Cleonimo, protagonista di una singolare avventura verificatasi nel 301 o 302 a.C. Quindi, chi è Cleonimo? L'avrete sentito, l'avrete letto da qualche parte? È uno spartano. Voi direte, che ci fa uno spartano nel tentativo di conquistare Padova?
che sia spartano in effetti pone una seria ipoteca alla credibilità dello storico, perché insomma gli spartani non amavano navigare. E questo qua è uno spartano che pare abbia combattuto in Sicilia e dopodiché prende con la sua nave o flotta, la fonte è Tito Livio, ma è un po' contraddittoria, e poi comunque però è l'unica fonte, e risale l'Adriatico fino a che arriva a quel faro naturale che io abitavo fino a pochi anni fa a Malamocco, quasi a Malamocco, che noi da Lido vediamo benissimo. Cioè da Lido si vede perfettamente i Colli Euganei. Cosa fa Cleonimo? Arriva là, punta la prua nei Colli Euganei, becca il Brenta, lo risale, che allora sfociava in laguna, lo risale, e se non che arriva la Patavina Juventus, che non è la squadra di calcio, è delle forze militari padovane, che gli si fanno incontro e lo sconfiggono in battaglia. A cosa mirava Cleonimo? Non certamente a Padova, mirava al santuario della dea Reizia, che era ad Abano. Abano, no, in greco Aponos, vuol dire luogo dove cessa la sofferenza, un po' come posillipo, pausa e lipe, cessazione del dolore. Tutte queste località termali, cioè tutte, spesso hanno un nome che ricorda la loro funzione originaria. Bene, allora, sti padovani gli si fanno incontro perché non sono tanto d'accordo sul fatto che lui voglia saccheggiare il tesoro della loro dea. E c'è una battaglia che avviene grosso modo a Ponte di Brenta, l'attuale Ponte di Brenta, dove i padovani sconfiggono questa flotta di Spartani, sti Spartani. E Cleonimo se ne deve scappare. Perché è importante questa storia? Non tanto per la vicenda in sé, che è poca cosa ed è ininfluente, ma per il fatto che lui parla, superato il cordone sabbioso del Lido, di tenue praetentum litus, cioè trova degli stagni irrigui e quindi delle paludi. Non esisteva la laguna. E questa è una data sicura, 301 a.C., la laguna non c'è. C'è appunto questa, e loro sì, certamente non sono terreni percorribili perché è palude, quindi ci sprofonda, soldati armati con l'armatura non potevano facilmente passare, e di conseguenza cosa avviene? Avviene che sono questi spartani, chiamiamoli spartani, anche se, ripeto, è difficilmente credibile che uno spartano si metta a navigare e voglia saccheggiare il tesoro della dea presso Abano, un santuario di Abano, appunto, il luogo dove cessa il dolore, quindi il santuario. Però così è, insomma. Tito Livio ci narra questa storia, e Tito Livio, che era padovano tra l'altro, quindi doppiamente attento a quello che narra del suo ambiente, Livio è una testimonianza che tutti consideriamo a dir poco attendibile. E quindi noi sappiamo che nel 300 a.C. non c'era la laguna, c'era una palude distesa, dopo questo tenue praetentum litus, questo sottile cordone sabbioso che separava con delle dune il mare da questa palude che c'era dietro di lui. Niente laguna. Scusate, sono andato un po' oltre quello che volevo. Allora, il primo capitolo, ripeto, è dedicato alla storia di... sì, il primo personaggio che compare è Cleonimo. Venezia non era ancora nata, ma la laguna sì, e la Agostini se ne occupa in quanto è questione non facilmente risolvibile inserire la futura dominante nell'ambiente che la vide sorgere. Donde, in tutti gli storici dell'antichità, la dialettica laguna-Venezia delle origini, ossia la necessità di individuare una sua presenza autonoma rispetto alle antenate Oderzo, Equilo, Torcello. A tale proposito, Tiziana si vale soprattutto della cronaca del doge Andrea Dandolo, che fissa al 25 marzo del 421, lo sappiamo, la nascita di Venezia. Ma la nostra autrice non rinuncia a far proprie le perplessità sollevate dall'arrivo devastante di Attila,
che nel 452 distrugge Aquileia, donde la fuga di quegli abitanti nelle lagune circostanti Rivo Alto, chiedo scusa, dire che Rivo Alto non è l'attuale San Marco, lo sappiamo. Rivo Alto è dove c'è il fondaco dei tedeschi, ed è anche logico. Prendete una pianta di Venezia, no? Canal Grande, che arrivava da Marghera, era una foce del Brenta. In laguna lui porta la corrente sua, mangia dalla parte di Rialto, vero e proprio, di San Polo, e porta i suoi depositi, le torbide, le addossa dove c'è il fondaco dei tedeschi, perché questo è il percorso della corrente. Di conseguenza, mentre nella zona di San Giovanni Grisostomo e di San Marco, le mercerie, per dire, fu popolata presto e ci fanno le case, l'altra zona, quella dell'attuale Rialto, detta Alluprio, da alluvies pare, cioè palude, e infatti c'è ancora la piscina non mi ricordo che nome, piscina San, insomma, avete capito, bravo, San Samuele, ecco, e allora c'è ancora questo ricordo di quello che un tempo era palude. È chiaro, no? Cioè il fiume, scendendo giù da Mestre, diciamo, mangiava dove c'è l'attuale San Polo e addossava e imboniva la parte dell'attuale fondaco dei tedeschi. Quindi quello era Rivo Alto. Rialto si chiamava appunto, ripeto e chiudo, Luprio, cioè come San Martino di Lupari. I lupi non c'entrano proprio, deriva da alluvies, palude. Vabbè, insomma, scusate la digressione. Allora, quindi, ecco, c'è una contraddizione, perché se Venezia è fondata nel 421 e nel 452 arriva Attila ed è sfatuto, non ci siamo, quindi chiaramente Venezia, la data del 421 è da prendere con beneficio di inventario. Allora 421 o dopo il 1452? Credo che in realtà il dubbio non sussista, ma ascoltiamo in proposito una costruttiva puntualizzazione della Agostini, pagina 22. L'anno di fondazione risulta privo di riscontri oggettivi, ma significativi risultano il giorno e il mese, cioè lei praticamente non affronta il problema, svicola, ma l'hai fatto bene. Il giorno e il mese. Il 25 marzo nel calendario giuliano corrispondeva all'equinozio di primavera e liturgicamente ricorda l'annunciazione a Maria da parte dell'Arcangelo Gabriele, con cui inizia la via della salvezza. Venezia iniziava il proprio cammino nel segno di Maria, quindi, e della salvezza. Il calendario veneziano, in particolare, cominciava a marzo. Gennaio e febbraio appartenevano all'anno appena trascorso, dove noi storici, che bello, giusto per complicare il lavoro degli storici, che ogni volta quando troviamo la data, 12 febbraio 1716, ci chiediamo, ma se more italico o more veneto, quindi bisogna aggiungere un anno, oppure questa volta il cronista ha indicato l'anno italico, l'anno normale. Vabbè, insomma, fa parte anche questo il sapore della ricerca storica. Ho indugiato forse troppo a lungo nelle pagine iniziali del libro dell'Agostini, che invece, dopo aver ricordato i caposaldi della vicenda di Venezia, passa, come di dovere, a dar conto del titolo, ossia alle feste storicamente documentate. Storicamente documentate, poiché feste e storia si intrecciano in queste pagine con una fitta dialettica, che tuttavia non appesantisce la lettura, sempre piacevole. In fondo, cosa sono le feste, se non una parte della storia di una comunità o anche di un popolo? La Agostini, se vogliamo eccettuare la parte iniziale del libro, si occupa di un settore importante della storia veneziana, e però di nicchia, forse perché le ricostruzioni storiche complete, ordinate cioè cronologicamente,
hanno fatto il loro tempo. È di ieri la realizzazione, lo sappiamo noi veneziani, gli storici poi addirittura lo studiano, è di ieri la realizzazione della enciclopedica Storia di Venezia che la Treccani ha realizzato in 12 volumi, 12 volumazzi, una summa esaustiva che per molti anni non ammetterà ulteriori specifici contributi. Forse anche per questa consapevolezza la Agostini ha scelto di parlare delle feste, così come, per limitarsi agli ultimi importanti lavori, l'amico Alessandro Marzo Magno, nella sua Venezia, una storia di mare e di terra, che è del 22, ci propone una ricostruzione per settori, piacevole e attraente, ma non sempre conseguente e certo non completa. Finisco qua, augurando a tutti buona lettura di questo libro che è piacevole perché, ripeto, è attraente. Cioè, una volta finito un paragrafetto e lei ne fa una quantità incredibile. Ogni 2 o 3 pagine fa punto e riprende, e poi riprende. E quindi questo è un invito alla lettura in realtà. Allora, auguro a tutti buona lettura, pur nella consapevolezza che questo non è un augurio, ma un invito a divertirsi, a sfogliare cioè questo libro per imparare divertendosi. Grazie. Ringrazio molto il professor Giuseppe Gullino, a cui ho dato da leggere prima di andare in stampa, perché sapete, bisogna sempre farsi controllare. Anzi, ero indecisa se dartelo da leggere o no, perché dico mi troverà un sacco di svarioni, e invece mi ha detto mi sono divertito, e quindi lo ringrazio di aver confermato pubblicamente questo suo giudizio. Cedo il microfono a Edoardo Pittalis, a cui devo molto nella mia vita di scrittura, anche la connessione con l'editore per questo libro, e quindi Edoardo, i miei debiti di riconoscenza aumentano, ma siccome sono troppo grandi non riuscirò mai a ripagarli se non dicendoti un grazie pubblico. Prego. Noi ce ne ho già uno, basta. Beh, allora, tanto mi dispiace che Cleonimo non ce l'abbia fatta. Io non lo sapevo, però uno spartano sarebbe stato bello, una bella rivincita. E allora che sia festa, visto che parliamo di feste, ma di festa veneziana. Cioè, voi ci avete fatto caso, i veneziani quando parlano delle loro feste, ci devono sempre mettere qualcosa di veneziano. Non è una festa qua, è il carnevale di Venezia, non il carnevale. È la regata storica, non una regata qualunque. È la notte famosissima, non una notte di barche e di fuochi d'artificio. E persino quando parlano del cinema, è la festa del cinema di Venezia, non una festa del cinema qualunque. Per cui questa tradizione alla festa, questo uso è vecchio, è storico. E Tiziana Agostini lo mette a fuoco in questo libro. Cioè, intanto Venezia era una capitale, e come capitale aveva i vizi e i difetti delle grandi città, ma era una capitale alla quale guardavano tutti, guardavano il mondo di allora per l'arte, per la cultura, per il commercio, per la diplomazia, insomma, e poi venivano soltanto per vedere. Noi siamo convinti che il turismo mordi e fuggi l'abbiamo inventato noi, no, c'era già da allora. Se voi guardate e leggete gli scrittori di allora trovate tanti che venivano a Venezia per vedere e poi andavano via, quindi e i veneziani reagivano sempre alla stessa maniera, non è che in passato avessero reazioni diverse. Quindi ogni pretesto era buono per fare festa in questa città. E c'è di tutto in quella Venezia che è raccontata dall'Agostini nei vari secoli. Ci sono le prostitute, ci sono le cortigiane, c'è il teatro, c'è la piazza, la ricchezza, la fede, i baccari, le cene favolose nei palazzi del potere, quelli sul Canal Grande. E poi Venezia era una città che sapeva santificare la festa, perché uno dei punti che sottolinea Tiziana è quello, sia la festa legata alla religione, ma anche quella legata alle grandi tragedie, come le epidemie, come le pestilenze. Dopo la tragedia c'è una festa, sempre, ma anche quella legata alle vittorie. E se qualche vittoria non c'era, andavano bene anche le sconfitte, perché pure nelle sconfitte si trovava un eroe veneziano che poteva santificarle.
E allora il calendario delle feste veneziane sono molte di più di quelle che conoscevo io. Le Marie, il Giovedì Grasso, il Carnevale, il Boccolo, lo Sposalizio del Mare, l'Assenza, una festa dietro l'altra a cadenzare il ritmo dell'anno. E nel libro, a parte il professore ha citato prima le bellissime incisioni di Giacomo Franco, dei primi del Seicento, ed è una scelta secondo me intelligente, perché il bianco e nero ha una forza evocativa superiore anche al colore. E poi l'editore Antica, e qui c'è il suo rappresentante, è specializzato in questo tipo di libri, nel rendere i libri qualcosa che il professore diceva è un libro che si legge bene. Sì, è un libro di letteratura, di scrittura e anche un libro d'arte, quindi insieme mette tante anime. Poi Tiziano sottolinea il fatto che c'era una religione della festa che viene da lontano, cita i greci e i romani che avevano insegnato il rituale e lo hanno adottato e tramandato. E quindi Venezia si serve di questo rituale anche per farne qualcosa. Prima il professore parlava di società, di collettivo, e Tiziana parla di collante sociale, cioè la festa serve anche per unire, non per dividere, e unisce nel senso della festa, perché quando eleggono il Doge tutti vanno nella piazza per vedere il Doge per la prima volta, ma anche perché buttano le monete. E più monete si gettano e più uno è potente e più è famoso, meno se ne gettano e la fama lo perseguiterà per tutte. Poi tutti attenti, perché la festa c'è il suo rituale, se qualcosa va male il giorno dell'insediamento del Doge vuol dire che quella è un dogatto destinato a finire male. Allora ci sono tutti i trionfi, sia quelli di mare che quelli di terra, ci sono i grandi ricevimenti, anche il ricevimento è una festa. Quando Venezia aspetta qualcuno, lei la chiama la magia della messa in scena, mette in scena qualcosa di speciale. Chi arriva deve stupirsi, deve essere stupito, non è una città qualunque, per cui anche l'ospite più illustre viene fatto aspettare. Prima di essere ammesso dal Doge, come ricorda Tiziana, ci sono 4 giorni di festa. Uno dedicato a visitare i posti, l'altro dedicato a girare, l'altro dedicato alle cortigiane, perché sino a quello più famoso di ricevimento, a Enrico III di Valois nel 1574, del quale praticamente si sa tutto, anche quando andava a letto e con chi. Pagato da Venezia chiaramente, cioè la festa era completa, non era una festa per metà. E già nei secoli passati si facevano i giochi d'acqua, si facevano le battaglie navali in canale, si facevano i fuochi d'artificio, tutto a beneficio della festa, perché la festa doveva essere completa. E veniamo alla salute, oggi è il giorno della salute e c'è la pestinenza. Prima la pestinenza è un rituale per la festa, cioè le pestilenze erano ricorrenti nell'Europa dall'anno 1000 in poi, ce le hanno raccontate in tanti modi. Venezia è la prima città che prende le contromisure sino a diventare un prototipo per il futuro. I lazzaretti nascono a Venezia, la prevenzione di determinate cose nasce a Venezia, l'assetto sanitario così come viene applicato nelle pestilenze del 500, 600 è veneziano come struttura. E quindi la pestilenza, tra l'altro, in una città come Venezia significa quasi la fine, perché la chiusura, l'isolamento, il blocco dei commerci, il blocco della ricchezza, di qualsiasi cosa, finisce per uccidere la città. La prima volta, la grande pestilenza del 1576, Venezia reagisce con un voto, che poi è una festa religiosa. Il voto è quello di creare un tempio, che è quello del Redentore, disegnato dal Palladio alla Giudecca, e la festa cade ogni terza domenica di luglio, ed è una vittoria, è la vittoria della città sulla peste. Il Redentore così viene trasformato nella festa più grande, in quella che prima abbiamo detto, la notte famosissima, perché si trasforma nella festa più eccezionale di Venezia, è la festa veneziana, con i fuochi, le barche, la cena a bordo, le canzoni, e il tempo aiuta, perché la festa viene fatta a luglio, a fine luglio, quindi c'è ancora il tempo, è bello, ed è tanto importante come festa che verrà abolita soltanto pochissime volte in tanti secoli. Una volta per la Grande Guerra, ma soltanto nel 17, cioè l'anno di Caporetto, perché una volta o due nella Seconda Guerra Mondiale, e poi per il Covid. Quindi in tanti secoli, dal 1500 a oggi, è stata fermata pochissime volte.
Poi c'è la salute, ecco, che è la seconda pestilenza vinta, è quella del 1630. La chiesa è disegnata ancora una volta da un grande, prima era stato Palladio, poi è Longhena, che dedica quasi tutta la vita, continua a disegnare e ad aggiustare e a modificare sin quando muore. Mi pare che ci abbia lavorato per una cinquantina d'anni sulla chiesa della salute. Ma anche quella non è solo una festa, cioè la salute non è una festa, è il rilancio della città, è una cosa diversa. La città ha subito la pestilenza, la città ha subito la chiusura, ha invalidato il commercio, bisogna ricrearla, bisogna intanto superare il declino dovuto all'isolamento e poi fare un collante sociale ancora una volta della festa, come diceva Tiziano Agostini, cioè anche la salute serve per rimettere insieme i pezzi della città, cioè per accettare che arrivi nuova gente a colmare il buco demografico che si è creato, per accettare che arrivino per la prima volta, perché non era mai successo, nuovi artigiani, anche per il vetro, che era un'isola nella quale non poteva entrare nessuno. Quindi la festa in qualche maniera è il rilancio della città e il nuovo collante sociale che serve a far capire che la città deve crescere in una determinata maniera, ma è anche il modo di rivendicare l'indipendenza di Venezia sotto tanti aspetti, anche quello religioso, perché attraverso la sconfitta della malattia si rivale tra l'altro la vittoria della scienza e non la follia integralista, per esempio dell'Inquisizione e delle streghe. Venezia è una città dove mi pare che le streghe non siano state bruciate, l'unica, o forse una o due, per cui anche quello serviva a ricreare la città. E insieme alla festa deve tornare il divertimento, deve tornare in tutte le sue manifestazioni. Dopo la pestilenza, Venezia nel 1637 è la prima città al mondo nella quale un teatro, quello di San Cassiano, apre all'opera pubblica, commerciale. È la nascita dell'opera e del melodramma italiano. Il teatro viene aperto alla gente che paga. Ed è l'Andromeda di un tale Francesco Manelli, che io non conosco, che apre la stagione operistica italiana. E attorno all'opera, attorno al teatro, questo teatro che Tron mi pare si chiamasse, che poi verrà demolito nei primi dell'Ottocento, attorno ci sono le case da gioco, e attorno alle case da gioco ci sono le prostitute, e attorno alle prostitute ci sono i ladri, c'è tutto quello che i vizi e i difetti di una città della quale non si può evidentemente fare a meno. C'è un poeta e scrittore di quel periodo che ci racconta addirittura i soprannomi delle cortigiane, delle prostitute di allora, i nomi di battaglia: Emilia la Corsara, Veronica la Vacca, Marietta la Frutarola. Insomma, è una visione decisamente maschilista, quasi una specie di catalogazione delle specialità, ma quello era il tempo e non è che possiamo vederlo con gli occhi di oggi e giudicarlo, perché i tempi erano completamente diversi. La festa della salute così diventa la festa per rilanciare Venezia, per ricreare Venezia, anche se la stagione è diversa rispetto a quella del Redentore, perché siamo a novembre, quindi il cielo è più grigio, è più freddo, ed ecco che la festa aiuta anche col cibo, e quindi c'è una tradizione, a differenza del Redentore, c'è una tradizione gastronomica legata alla festa della famosa castradina, che è un cosciotto di montone fumicato, stagionato in una zuppa di verze, cipolle e altro. Io non sono bravissimo in cucina, al massimo mangio, ma non... Però c'è una spiegazione anche quella, non è un piatto creato e inventato in quel momento, è perché nel periodo dell'isolamento gli unici che sfidavano i blocchi e che sfidavano il contagio erano gli schiavoni, gli slavi, che portavano la carne di montone stagionata, affumicata, e i veneziani a quello potevano mangiare e a quello hanno dedicato il loro piatto della salute, in modo tale che tutto si conciliasse. Del resto c'è anche una confraternita della castradina. In questo Tiziano è molto più bravo di me, perché non solo è la confraternita del baccalà di Vicenza, ma penso che si interessi anche della confraternita della castradina, quindi è tutto... Insomma, le feste non mancavano mai a Venezia, non mancheranno neanche nel Settecento, nel periodo in cui sta per decadere la Repubblica e sta per finire. Una Repubblica che finisce malissimo
e quasi senza che nessuno se ne accorga. Eppure proprio nel momento peggiore della storia veneziana, quando finisce la gloria della Serenissima, c'è il massimo dello splendore dell'arte. Ci sono musicisti come Vivaldi, Galuppi, Benedetto Marcello, tutti insieme. C'è la commedia che vive con i Gozzi, ma soprattutto con Goldoni, che cambia il mondo della commedia e mette i veneziani sulla scena. Parlano veneziano i protagonisti delle commedie di Goldoni. C'è il giornalismo che vive una stagione con Gaspari Gozzi e con la famiglia Caminer, dove c'è Elisabetta che diventa la prima donna nella storia a dirigere un giornale, quindi una Venezia eccezionale, con tanto di poeti anche trasgressivi come Baffo e di scrittori anche trasgressivi come Casanova. Insomma, non è una festa, ma quando Venezia muore ci manca poco che i veneziani ancora una volta facciano una festa, anche se uno storico famoso dice che Venezia è morta senza che nessuno lo piangesse, perché nessuno l'amava per quella che era. Beh, forse quel giorno non è stata amata come per quella che era, ma oggi c'è tante persone che la amano, e una di queste, come ha detto prima il professore, è Tiziana. Questo è un libro molto bello, ma è anche un atto d'amore per Venezia, al di là della Trecani, che qualcuno imparerà a memoria come racconta, è un atto d'amore per Venezia. E quindi io credo che sin quando ci sarà la gente che continuerà a raccontare le storie delle città, nelle città, nei paesi anche i più piccoli moriranno, nonostante i tempi ci facciano pensare che qualche volta si possa sparire. Insomma, non è un social che dice io la penso così, è un'autrice veneziana che ha vissuto a Venezia, che ci ha vissuto anche in maniera importante, nel senso che si è dedicata alla cultura, alla politica, che racconta la Venezia delle feste, non per dire che è bello fare festa a Venezia, ma per dire che una capitale è importante quando sa piangere, ma anche quando sa ridere. Il problema è che oggi sappiamo piangere tutti e la voglia di ridere ci sta passando. Grazie. Grazie molto Edoardo. E adesso un grazie a Andrea Simeonato, che è direttore editoriale di Antiga, che è qui con noi e che ha voluto far proprio il mio lavoro e anche le mie suggestioni, scegliendo queste immagini di cui diceva Edoardo per mostrare una Venezia diversa. D'altra parte Antiga noi la conosciamo molto bene per libri meravigliosi di arte che produce, quindi grazie Andrea, naturalmente a te, a tutti voi, e magari se ci dici perché avete pensato di pubblicare questo lavoro. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie all'Ateneo per ospitarci in questa giornata così importante e singolare per Venezia e per averci aperto le porte nonostante il giorno di festa. Come diceva prima Edoardo, è un bel libro, sì, i libri devono essere belli perché i libri rimangono e passano alla storia. Devo ringraziare Edoardo e anche Tiziana per avermi proposto questa pubblicazione, perché è una pubblicazione che ti fa entrare dentro l'anima di Venezia. Ecco, sono due forse le parole che mi hanno così suggestionato a scegliere questa pubblicazione. Una è l'originalità, cioè l'originalità con cui Tiziana affronta questo tema, il tema delle feste. Lei piano piano ti porta dentro a questa Venezia. È una Venezia quasi singolare, diversa, non è mai stata descritta così. Ecco, in questa originalità io mi sono ritrovato e ho ritrovato Venezia. Quindi è un libro questo dedicato ai veneziani, ai giovani veneziani perché conoscano la loro storia, ma è un libro anche per i turisti, per coloro che si affacciano per qualche giorno a Venezia. Ecco, qualcuno già mi ha chiesto, ma perché non lo traduci in inglese? Potrebbe essere una cosa buona, anzi una cosa ottima direi, dato l'importante afflusso
di turisti veneziani. E l'altra parola che così direi è veridicità, cioè da storica, ecco, non avevo dubbi sulla capacità narrativa di Tiziana, ma lei affronta anche da un punto di vista storico e bibliografico con una precisione da ricercatrice, cioè non si limita ai copia e incolla, oggi diremmo, o a prendere delle fonti, no, ma prende le fonti e le rielabora e cerca la novità. Ecco, è un libro da leggere perché ovviamente ci sono anche delle cose nuove. Ecco, non ve le svegliamo perché altrimenti non avete più il gusto della lettura. Su questa linea, come casa editrice, continueremo con altre 2 pubblicazioni che sono in preparazione. Una è un'altra Venezia, cioè il rapporto tra Venezia e tra l'Oriente e l'Occidente, con un testo di Daniela Simeonato Puz e di Barbara Marengo, e un altro sui campanili di Venezia del dottor Rizzardi. Ecco, sono 2 lavori che stiamo, come dire, mettendo in lavorazione, stiamo preparando proprio per potervi offrire questi lavori che identificano e danno un'identità forte a Venezia. Mi è piaciuto molto prima l'intervento della Presidente quando diceva che le feste hanno un senso se c'è un substrato, se c'è un contenuto. Diversamente rischiamo di festeggiare qualcosa che non ha nessun senso. Grazie. Ero felice di non dover parlare, ma forse è necessario che aggiunga qualche parola, poi magari ci sono delle curiosità. Innanzitutto, perché ho scritto questo libro, di solito ti chiedono, perché hai scritto questo libro? La premessa è, ho scritto molto, sempre molto per caso, sempre su richiesta, non ho mai scritto mia sponte, io non amo scrivere, anche se non ci crederete, perché per me è una fatica eccessiva. Però, siccome poi ti apprezzano, uno dice, vabbè, facciamo sta fatica. Perché sono arrivata a questo libro? C'è una ragione molto semplice. Non avrei mai immaginato di scrivere su Venezia. Mi sono occupata certamente del nord-est, certamente del Veneto, certamente delle donne veneziane, ma Venezia in quanto tale per me non era un soggetto di cui occuparmi. Perché Venezia è un mondo, è troppo complicata, è troppo impegnativa, ci sono troppi studiosi bravi, c'è un'enciclopedia che è la Treccani che è stata ricordata, però nel 2014 l'amico Giovanni Di Stefano mi chiese di scrivere un piccolo libricino. Nel 2014 io ero impegnata in prima persona nell'amministrare la città e vivevo un momento molto felice di rapporto con la città, e quindi da questa sollecitazione ricevuta da Giovanni ho scritto proprio con molta letizia appunti di etnografia veneziana e mi sono divertita un po' a sorridere sulle abitudini dei veneziani, sulla loro singolarità. Poi, avendo una matrice profonda di tipo antropologico, mi è rimasta sempre in testa questa curiosità di capire come mai a Venezia ci sono ancora delle feste così importanti, come mai, nonostante il turismo, nonostante tutto, ci sono delle occasioni nelle quali i sopravvissuti veneziani si riconoscono e fanno festa, alla faccia del consumismo. E poi ho scoperto che si può vivere il Redentore anche dall'ospedale San Giovanni e Paolo. Basta spostare i letti e si vedono i fuochi d'artificio del Redentore. Questo l'ho visto, mi sono resa conto nel 2017. E quindi, cioè, quando la festa addirittura entra nel posto più straniante, dove tu vai lì perché hai un caro che è lì e speri che ce la faccia,
capisco che Venezia ti travolge con la sua forza, e da lì è nata la curiosità di approfondire, di studiare. Poi il Covid, che ci ha tenuto segregati di fatto per 2 anni e che ha obbligato me a stare in casa, ha fatto sì che mi venisse voglia di intanto mettere in ordine la mia libreria, le mie varie librerie sparse per la casa, dove mi sono resa conto che avevo tantissimi materiali, e per tenermi compagnia ho cominciato a leggere cose le più strane, le più distanti, perché Venezia non si finisce mai di comprendere, di imparare. E poi mi sono resa conto che uscivano sempre libri che non mi piacevano, nel senso che o li trovavo inutili, troppi aneddotica, oppure troppo di settore. Ma ci deve essere un modo, se arriva una persona o se parlo con i miei nipoti, perché io possa raccontare con semplicità. C'è un tratto unificante per raccontare questa meraviglia e per fare in maniera che non ti chiedano più se nella Basilica di San Marco è sepolto Marco Polo, come capita di sentirci dire, oppure che l'ospedale San Giovanni e Paolo in realtà è la chiesa di San Marco, perché ovviamente è la scuola di San Marco. Quindi questi turisti che arrivano in modo del tutto casuale, che non sanno più niente, e in qualche maniera anche uno sconforto veneziano del lasciarsi andare. Quindi ho detto, mi racconto una storia, provo a trovare nelle feste questo tratto unificante dove ci metto di tutto e di più, ma con semplicità, solo per dare degli assaggi, per far capire che uno Stato non può rimanere in piedi più di 1000 anni se non c'è una sostanza, se non c'è una visione, se non c'è una originalità, se non c'è una capacità anche di inventare il mito di se stesso e nutrirsi di quel mito. Per cui è vero, come diceva Giuseppe, che ringrazio naturalmente, io scivolo via sulla storia, ma perché per i veneziani che differenza fa? C'è venuto Attila, però ci sono anche i 3 senatori padovani che sono venuti a fondare Venezia. Cioè, come indicato nell'esergo che ho ripreso da Claude Lévi-Strauss, storia e mito sono 2 modi diversi di raccontare la stessa storia. E Venezia, dal punto di vista storico, non la si comprende se non si fa riferimento alla sublimazione del mito, come insomma quando studiavamo Machiavelli che ci diceva che i romani avevano fatto della religione uno strumento politico. Questo è verissimo per Venezia. Venezia si sente un'altra Roma perché ha San Marco. Nell'827 il Sinodo dei Vescovi di Mantova stabilisce che Aquileia è sovraordinata come patriarcato rispetto a quello di Grado. La forza di Aquileia, per dire, era legata alla tradizione della evangelizzazione di San Marco, lì, la prima evangelizzazione. L'anno dopo del Sinodo arriva il corpo di San Marco, singolare, oppure casuale, oppure le cose vengono scritte in un certo modo, vengono tramandate in un certo modo, e alla fine la nuova Roma che è San Marco, che è Venezia, è tale proprio perché è consapevole del ruolo che può giocare, tra l'altro in un periodo in cui le reliquie erano importanti. Quindi è davvero incredibile vedere come tutte le feste, lo ricordava anche Edoardo, hanno sempre una matrice legata alla politica, legata alla storia, legata alla costruzione del mito. Ma poi sono feste, sono bellezza, sono un modo per fare coesione sociale. Perché lo diceva bene Goethe, siamo nel 1700, Viaggio in Italia, a Venezia non c'è una ghettizzazione urbana, il ricco vive accanto all'elemento popolano, l'aristocratico in realtà è un mercante che si dà da fare, non che vive di rendita. La stessa struttura urbana di Venezia si sviluppa per insule, ovvero le varie isole hanno la loro parrocchia
con le case delle varie classi sociali. Quindi c'è una interconnessione sociale fin dalle origini per come si sviluppa la struttura urbana, per cui Venezia, mi sono resa conto, più studiavo e più cercavo di leggerla in filigrana, più mi rendevo conto di questa persistenza nel tempo. Addirittura, se pensate alla prima descrizione storica che abbiamo di Venezia, che è la lettera di Cassiodoro ai tribuni veneti che devono trasportare delle merci, descrive Venezia in senso mitico, perché dice che gli abitanti delle lagune vivono come gli uccelli acquatici e una concordia li lega, non c'è differenza. Per cui dici, ma come? Io credo che prendere il mito, farlo diventare storia e poi raccontare attraverso le feste che cos'è Venezia, sveli un po' di quella che non è una magia. Non c'è una magia a Venezia. Ci sono state delle persone convinte, consapevoli, che hanno deciso di vivere nel più complicato dei luoghi, in mezzo all'acqua, in mezzo alle sabbie mobili, in mezzo alle paludi, e da questa instabilità hanno saputo trovare gli elementi per farla diventare una forza. Oggi è la festa della salute. Il motto coniato per la festa della salute è Unde origo ibi salus. Quindi, dove è nata Venezia? È nata dall'acqua, nel segno della Vergine in questo caso, è nata nell'acqua e all'acqua deve ritornare. Lì c'è la salvezza. Salus, che è la salute del corpo, ma è anche la salute dell'anima, ma che è anche la sicurezza di poter vivere in pace. Quindi tutti questi elementi che tornano continuamente intrecciati tra mito, storia, realtà e concretezza per fare festa. Il terzo capitolo mi sono molto divertita a scriverlo, l'ho scritto praticamente di getto perché ho riattraversato, tranne la pagina, come dicevamo con Giuseppe, sulla villeggiatura, ecco, alcuni paragrafetti che sono brevi, quello sulla villeggiatura sono 3 pagine, ma ci ho impiegato un paio di mesi per studiare e scrivere quelle 3 pagine. Gli altri invece, tranne quello, le ho scritte con mano leggera perché non ci possono spacciare i gamberetti rosa per schie, perché le moeche sono una unicità veneziana, perché le castraure è una sola, poi ci sono i boto e poi ci sono i massetti. Quindi c'è anche una voglia di far festa a Venezia che è ancora viva. Quindi, e le regate, secondo me, le regate non sono una festa, ma sono l'elemento che metto alla fine come ultima festa, finché c'è il popolo del remo e finché a Venezia si va senza motore, esisterà Venezia. Quindi vi esorto al remo, vi esorto all'acqua, esortiamoci all'acqua, perché questa meraviglia è frutto del lavoro quotidiano di persone che ci hanno creduto, perché la vera minaccia per Venezia non era la Repubblica di Amalfi, non era la Repubblica di Genova, ma fu Comacchio nell'866. A Comacchio ci sono le anguille, a Venezia c'è una civiltà. Beh, adesso che si avvicina anche il Natale, credo che potete davvero utilizzare questo libro come un regalo per Natale, per i vostri amici veneziani e non solo. Ecco, poi nel ringraziare la Presidente dell'Ateneo Veneto e nel essere felice di ritrovarmi nuovamente a casa, perché l'Ateneo è la mia casa, come mi ha ricordato mia figlia, insomma, all'Ateneo mi mancava solo il letto, ma ho dedicato 8 anni della mia vita a questa istituzione prestigiosa. Quindi nel sentirmi a casa e nel pensare anche a quello che è stato il lavoro svolto da Antonella Magaraggia, ricordo che a Venezia nel 1400, come ho scritto anche nel libro, la violenza nei confronti delle donne
era punita anche se si trattava di una violenza nei confronti di una prostituta. Questa è la cifra della civiltà veneziana. Se un marito, questo non l'ho scritto ma lo voglio dire in questi giorni che noi sentiamo così pesanti, se un marito picchiava la moglie veniva allontanato nel giro di 24 ore. Questa è la civiltà di Venezia. Se c'è qualche curiosità, io davvero sono commossa dal vedere tanti amici e amiche qui presenti che hanno fatto anche molta strada, quindi per me è una festa nella festa, davvero. Ecco. Arriva. Allora, grazie per questa presentazione, grazie a Tiziana per aver scritto questo libro, perché, come ha detto Edoardo, noi siamo un mondo che piange sempre, ma ride poco e sa poco divertirsi senza eccedere, senza combinare dei grandi pasticci. Perché anche a Venezia si eccedeva, cioè nel carnevale c'erano delle licenze che altrimenti non si potevano prendere. Ecco, però secondo me è vero, è un mondo che ride poco e che si diverte poco. Una curiosità, la mia domanda è questa, ovviamente non possiamo parlare di tutte le feste perché sennò nessuno acquista il libro, però io chiederei a Tiziana di descriverci una festa importante del passato che si è perduta. E se vuole raccontarcela e del perché magari sono delle feste che poi sono andate in desuetudine. Allora, se prendiamo, diciamo, la matrice del mio libro, che è Giustina Renier Michiel, che scrive in un'epoca simile alla mia. Allora, io ho scritto perché sentivo una civiltà che veniva meno, così come Giustina Renier Michiel scrisse all'inizio dell'Ottocento, quando era finita la grande stagione della Repubblica Serenissima. Questo era l'Ateneo. Nel 1800, ecco, nessuna donna altrove avrebbe potuto essere socia di un'accademia. Qui sì. Allora, rispetto alla documentazione che abbiamo nella ricchissima iconografia e rispetto anche a quanto ci racconta Giustina Renier Michiel, moltissime feste sono venute meno. Penso in particolare a una festa molto popolare legata al fresco, legata all'estate, che era la Sagra di Santa Marta, e quindi quando si aspettava in compagnia l'arrivo del giorno, perché la festa viene sempre, perché il Redentore si fa la notte famosissima il sabato, perché si aspetta in piedi vegliando, mangiando con gli amici, e il giorno dopo si va in devoto pellegrinaggio. Quindi penso a questa festa molto popolare dove si mangiava il pollo, dove c'erano i frittolari, dove si allestiva un'arena per cui si poteva assistere ad una caccia al toro. Ecco, le cacce al toro sono scomparse, quindi mi sarebbe piaciuto vivere la Sagra di Santa Marta. Siamo in pieno luglio, nella stagione afosa, e quindi d'estate si poteva uscire e fare questo. Questa è una festa che ci manca, così come ci mancano in generale le grandi feste legate al Doge, perché non abbiamo più il Doge ovviamente, quindi con il Doge sono venute meno le grandi celebrazioni. Per esempio quella di Santo Stefano, che apriva la stagione del Carnevale, e quindi con il Doge che usciva dalla Basilica di San Marco e si recava a Santo Stefano. Ecco, le feste per quanto riguarda i giochi si assomigliano un po', nel senso allestire la caccia al toro, giochi di piazza, imbonitori. Il teatro nasce in senso moderno proprio in conseguenza alle momarie, cioè queste rappresentazioni di mimi che c'erano in piazza San Marco, che poi vengono portate nel chiuso, e poi anziché allestire degli spazi teatrali dentro i palazzi si costruiscono dei teatri veri e propri.
e su questo Venezia decreterà il suo primato. Nel 1600 Venezia è la capitale mondiale di tutto, io direi di tutto. Di tutto quello che è il divertimento, la cultura, la tradizione, il lusso, la festa, la musica, ma ancora nel 1700 Vivaldi diceva che impiegava meno tempo a comporre un'opera che a un copista a trascrivere una sua musica. Ogni settimana in stagione di Carnevale doveva comporre 5 opere nuove, 5 musiche nuove, quindi possiamo pensare al fervore incredibile di questa città, che fu anche capitale dell'editoria e quindi tutti quanti venivano a stamparsi i libri. Quindi, ecco. Però la sagra di Santa Marta, ecco, mi sarebbe piaciuta, che è la parte più popolare ancora oggi della città, oggi è occupata dal porto. Posso dire una cosa? Sì, prendi. Che non c'entra nulla. Venezia ebbe 120 dogi. Chi sa dirmi il nome di almeno 5? Bandolo, Claviero. Vabbè. Tiziana? Sì, pronto, mi sente? Sì, volevo sapere che rapporto c'era tra Venezia e le Fiandre, se c'era un rapporto, se ne parla. Tra Venezia e le Fiandre. Tra Venezia e le Fiandre. Le Fiandre, Anversa. Sì. È scritto nel libro questo? Posso? Sì. Chiedo scusa, ma c'era una delle mude veneziane, cioè i convogli di traffico, che ogni anno venivano allestite e gestite, organizzate dallo Stato. Una di queste mude, forse la principale, superava Gibilterra, arrivava ad Anversa e dopodiché faceva il salto a Southampton in Inghilterra. Ma la destinazione prima era l'Olanda, Paesi Bassi si chiamavano allora. Quindi Anversa, prima che era la città principale, il porto principale, prima dell'incendio causato dagli spagnoli negli anni 1572-73, se non ricordo esattamente l'anno bruciata, ma prima era il grande emporio del nord e la muda di Fiandra infatti si chiamava perché arrivava là. Sì, com'è successo che a un certo punto Anversa ha soppiantato Venezia? Direi che non l'ha soppiantata. Venezia, Anversa gestiva in buona parte il traffico del nord con l'Inghilterra e la Germania lungo il Reno, la grande arteria del Reno, però non poteva mica arrivare presso gli arabi. Chi teneva le merci venivano, in buona parte le merci venivano dai paesi arabi, ma chi le portavano i veneziani, mica gli olandesi andavano fino nel 600 sì, nel 600-700 sì, ma prima quando c'era Anversa era ancora viva, negli anni 400-500, non potevano arrivare ai paesi arabi, non avevano i mezzi per farlo. Poi non dimentichiamo insomma che l'Olanda diventa spagnola con Carlo V e allora questo qua significa non un incentivo ai traffici ma un freno in qualche maniera che poi ce l'ha scontato. Cioè, poi alla fine gli olandesi si ribellano, diventano indipendenti ed esplodono. Però Anversa era già finita, viene bruciata dalla furia spagnola cosiddetta, dal duca di Medina. Vabbè, insomma, questo discorso sarebbe interessante, però un po' lunghetto forse. Spero di aver risposto. Wikipedia. Insomma, tutta la vita. Per questo ero preoccupata di fargli leggere il libro, perché io non sono una storica, sono una filologa. In questo caso mi sono molto divertita a rileggere tutti i documenti antichi, compreso Tito Livio, e ho scoperto che Vitruvio aveva già descritto perfettamente la laguna e quindi nessuno prende troppo sul serio i documenti, invece i documenti vanno presi per quello che sono.
studia le Fiandre. Studia le Fiandre. E come diceva Edoardo Pitalis, un libro di questo genere non poteva che farlo la Tiziana Agostini. Facciamogli un bel applauso. È che più da veneziano. Allora, se non ci sono altre curiosità, io ringrazio l'Ateneo Veneto nella persona della sua presidente per questa apertura straordinaria. Ringrazio anche le parole che ha speso e la perspicuità con cui ha dato la sua lettura del mio lavoro. Ringrazio il professor Gullino per aver letto il dattilo scritto ed essere qui a confermare con la sua vastità di conoscenza il mio lavoro. Edoardo Pitalis che mi accompagna da tanti anni nella mia attività della scrittura, e ringrazio di questa nuova avventura Andrea Simonato e Antiga Editore e i cari amici e il gentile pubblico che questa sera viene a fare festa con tutti noi. Grazie.